La lista dei provvedimenti è lunga e ha raggiunto non solo la sedicenne nata in Moldavia, accusata dell'accoltellamento, ma anche altre due amiche che hanno assistito alla scena. Sono le 17 di mercoledì, quando in via Ugo Foscolo la lite, forse per motivi di gelosia tra due giovanissime, finisce nel sangue. Ad avere la peggio una ventenne che viene ferita con un cutter ad un orecchio e a una mano e sarà poi curata in pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. I passanti chiedono aiuto e sul posto arriva una pattuglia della polizia locale che soccorre la ferita e ferma e denuncia la sedicenne per lesioni e porto abusivo di coltello. Gli accertamenti a questo punto proseguono. La sedicenne è già ben conosciuta, per lei scattano un daspo Willy di 3 anni, un daspo sportivo fuori contesto della durata di 5 e il divieto di uso del trasporto pubblico per 1 anno. Le indagini permettono di identificare anche altre due giovanissime. Una ventenne che vive in provincia, che aveva aggredito una minorenne alla Periscio di Arsego lo scorso aprile, viene raggiunta da un daspo fuori contesto di 5 anni. Stesso provvedimento per una sedicenne di origine marocchina che faceva parte della banda di ragazze che nell'ottobre scorso avevano malmenato e rapinato una coetanea a Piove di Sacco. Abbiamo ormai riscontrato, sia nell'ambito di attività di prevenzione e controllo con le nostre volanti, ma anche attività investigative, la sempre maggiore presenza di armi bianche, no? Che vengono così possedute e portate a seguito dai giovanissimi. Quindi addirittura non è questo l'unico caso. Quando vengono condotti, siano essi minori o neomaggiorenni, nei nostri uffici vengono convocati i genitori, poi la spiegazione che danno è che girano con la lama, come viene definita nel gergo giovanile, per difesa laddove dovessero essere attaccati. Quindi è tutto un contesto dove c'è tanto da fare, soprattutto a livello di prevenzione con tutte le agenzie